Un giovane trevigiano a Rovigo, e non per il rugby ma per la musica. È Edoardo Bottacin, che a soli 25 anni è il nuovo direttore del Sociale di Rovigo, uno degli esempi storici dei teatri di tradizione del Veneto. Un teatro che ha saputo dar voce a grandi voci sia del passato che del presente. Pavarotti canta qui un anno dopo il suo debutto, ugualmente la Callas, la Tebaldi, Gigli. Dal 2023 fino al 2025 per dimostrare un talento coltivato sin dall'età di 9 anni, quando inizia a studiare musica che lo porta al diploma al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Una preparazione continua con la laurea in economia aziendale a Ca' Foscari e master alla Scala di Milano, ma il vero colpo di fulmine arriva al Comunale di Treviso. C'è stato proprio un colpo di fulmine nel 2012 quando sono stato invitato alla finale del Toti dal Monte a Treviso a vedere Elisir d'amore e poi all'opera grazie a un cantante. C'è stato proprio un colpo di fulmine verso il mondo del teatro e della lirica, e da lì è cominciato proprio un avvicinamento al mondo del teatro e è nata proprio questa volontà di lavorare proprio nella parte di management. Ma Bottacin non è solo Rovigo, visto che è direttore artistico a Cortina, dove sta portando avanti un progetto musicale pensando alle Olimpiadi del 2026. Un progetto nell'Olimpo di Beethoven che portasse nell'arco di 5 anni all'esecuzione di tutti i concerti per strumento, quindi non solo i 5 per pianoforte, ma anche il violino e il triplo. E l'abbiamo fatto mettendoci in rete con Treviso, Legnago, Cortina, appunto, che è capofila, i grandi concorsi internazionali, quindi il Busoni, uno dei più grandi, con Ferruccio Busoni, concorsi pianistico internazionali, e l'Accademia di Direzione d'Orchestra del maestro Donato Renzetti. Quindi un percorso che valorizza le giovani eccellenze, che ha riportato Donato Renzetti in Veneto l'anno scorso dopo 20 anni e che guarda l'obiettivo del 2026 con anche una similitudine tra musica e sport. Idee e progetti che da gennaio Bottacin porterà anche a Rovigo per confermare le aspettative su quello che il Sole 24 Ore ha definito il più giovane direttore artistico d'Italia.